Kvara, la gente, il padre, la gente nel senso il suo agente, e ne dobbiamo parlare. A voi sembro rosso, ma perché sono andato al lago. Parliamo di Kvara, che qua non ci siamo capiti. Meglio così, forse sono un pochino più, perché poi anche a livello virtuale. Morrice 1001, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Se vi va di iscrivervi al canale, sappiate che io vivo in un mondo tutto mio, lasciate il like se vi piace, se vi pare. Io vivo in un mondo tutto mio, lo noto dalle reazioni che hanno i miei Twix, proprio, a parte la gente che soffre, che mi soffre, non pensavo sinceramente. Mo si affoga, qualcuno potrà pensare, mo si affoga e invece no. Io continuo a dire la mia, che vi piaccia o meno. Bisogna tornare un attimo indietro, bisogna tornare a Lobotka, che il 7 giugno disse: è stata una stagione deludente e impegnativa mentalmente, avremmo reso un allenatore mediocre anche Guardiola. Il problema non era solo l'allenatore ma anche noi del club, noi giocatori. È stata semplicemente una stagione in cui non abbiamo combinato niente, Tra gli allenatori di quest'anno penso che Calzone sia stato il migliore. Vabbè, lo dice lui, ma perché è il suo allenatore della nazionale, siamo d'accordo. Non ha avuto vita facile come nessun altro del club e credo abbia fatto come sto, ora meglio, bla bla bla. Abbiamo perso Spalletti e Giuntoli, la società ha trattenuto chi voleva partire. Allora, dobbiamo partire da qua. Siamo partiti bene, poi ci siamo persi, non è stato facile mentalmente, siamo fragili mentalmente, la gente si aspettava una stagione diversa, ma c'erano tante cose che non quadravano. Non conosco Conte di persona, 3-5-2. Che cosa succede? Che ieri riportano, e a me hanno riportato di pomeriggio, stavo in barca, e hanno riportato queste cose ed è subito impazzito il web. Non posso dire che il mio telefono è impazzito, se no qualcun altro va in frevo, dice ma che non sai nessuno. Vabbè. Intanto mi scrivono e 3 o 4, non sono 3 o 4 di loro mi scrivono: vuoi dirmi la tua al riguardo? La gente di Kvara, Yugeli, non lo so come si dice, vogliamo lasciare il Napoli, ma ora aspettiamo tutti Euro 2024. Con Conte il Napoli ha grandi progetti, sono sicuro che la prossima stagione si qualificheranno nuovamente in Champions League e lotteranno per lo scudetto, ma questo non significa che Kvara voglia restare lì. Poi dice: non dico sul serio, deve essere un errore. Allora partiamo sempre dal presupposto, quando si traduce dal georgiano non tutti poi sono ferratissimi, ed è la prima domanda che dobbiamo chiederci: l'avete tradotte bene queste cose? Perché poi si vorrà ritrattare, no, non mi avete capito. Addirittura Ancelotti, che parlava con un giornale italiano, e dice: no, ma non mi avete capito, intendevo tutt'altro. Quindi partiamo da questo presupposto, chissà se intendeva proprio qui. Ma andiamo avanti, perché parliamo di una gente che nei mesi ha detto: no, ma noi siamo tranquillissimi, stiamo a posto, poi ci incontriamo e mo cambiano le cose, arriva Conte e cambiano le cose. Non mi funge, non mi funziona. Non ho parlato con Kvic, questo è un altro passaggio fondamentale di questo tema. La cosa più importante per lui è la nazionale, il nostro obiettivo è la squadra che gioca alla Champions League. La cosa peggiore è che se resta qui Kvic perderà un anno, per questo siamo preoccupati. Ecco, quando io vi dico tu ci devi andare in Europa, poi uno come Kvara anche in conference è sprecatissimo, però poteva comunque far piacere un mini riflettore rispetto ai riflettori giganti, già era una cosa. Ma se ne vuole andare se ne va lo stesso, con la conference, senza conference, con la Champions se ne va lo stesso. Andiamo avanti. Le dichiarazioni del padre, perché ci si mette anche il padre. Non ho parlato con Kvic di questo argomento e non lo farò fino alla fine, perché lo vogliono far stare tranquilli, poveri. E non si sta tranquilli, perché i ragazzi li leggono i social e leggeranno quale sarà la reazione di tutti i tifosi del Napoli a questo riguardo, quindi la tranquillità non gliel'avete data, dovevate stare zitti, tenervelo per voi. Non ho parlato, ma secondo me, lo dico per la prima volta, non voglio che resti al Napoli. Ha lavorato con 4 allenatori diversi in un anno, questa notizia mi preoccupa molto, deciderà da solo, anche se per me è una situazione scomoda, il papà. Poi ovviamente a ruota, no?
nonostante le parole, è incedibile da Napoli e da Conte, e grazie al Dazio, perché se già Malouà a Osimhen, se già forse Di Lorenzo, e chi là, chi gli diamo a Conte per lavorare? I punti fissi quali sono? Io poi per questo dico Lobotka, attenzione, il PSG eccetera eccetera, perché poi la barzelletta sarebbe se effettivamente il PSG di Osimhen non è convinto, ma sono molto più convinti di Kvara, perché ne abbiamo fatti già un paio di questi video dove ci davano notizie di pressing insistente da parte del PSG per Kvara, poi hanno fatto anche altri nomi di altre squadre, pressing insistente, poi no, la frenata, non ti preoccupare, tanto il rinnovo è alle porte eccetera eccetera, ma non c'era niente alle porte perché il ragazzo si doveva concentrare sulla nazionale. Il rinnovo tu lo dovevi fare l'anno scorso, a fine campionato ti siedi, che bella stagione che hai fatto Kvicia, sei andato oltre le più rosee aspettative, eccoti un raddoppio di stipendio, e un raddoppio di stipendio comunque lo portava a guadagnare meno di Politano, capiamoci. E insomma, le varie speculazioni, Fabrizio Romano che ne parla, l'idea è quella di fare il rinnovo magari a 5, esagerato a 5, dovevi farlo a 3 l'anno scorso e quest'anno nessun rinnovo. Ecco perché io parlo di visionarità che non c'è, proprio il contrario del visionario, dovevi capire che l'unico di talento te lo tieni buono, lo gratifichi e poi se capita la stagione un po' così non può venire a bussare da nessuna parte. Poi avviene la risposta del Napoli. Ora, la risposta del Napoli, che è questa qua, che io poi ho ritwittato con il mio commento, e agente Van Freve soffrono. In riferimento, questa è avvenuta all'una di notte, e io lo so che molti come reazione, ah che bella, bravi, fatevi rispettare i tifosi, gasate, l'avrei scritto io. Per me questa risposta all'una di notte invece è un segnale di grandissima debolezza, mi dispiace, io vivo proprio dall'altra parte del mondo e vedo le cose al contrario. Quindi abbiate pazienza e perdonatemi. In riferimento alle dichiarazioni dell'agente di Kvara, Mamouka Ayugheli, e del padre Badri, il Calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri 3 anni con la società. Kvaratskhelia non è sul mercato, non sono gli agenti o i padri, questo già poi ecco che diventa l'inizio del tweet, uno può dire anche in maniera ufficiale, tu stabilisci che, e poi scade nel pettegole, nella rispostuccia, una cosa piccata, non sono gli agenti, quando diventa al plurale, non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro di un calciatore sotto contratto con il Napoli, ma la società Calcio Napoli, punto, esclamativo. Fine della storia. Se tu te ne esci con una frase che evidentemente ha disturbato Di Lorenzo e chi ha, ma Di Lorenzo è una questione a parte che sappiamo che c'è dell'altro, però tu hai detto che sono tutti cedibili. Benissimo, e siamo anche d'accordo, perché se andate poi a bussare ai vari tifosi che sono esasperati e che soffrono rispetto alla prestazione che hanno fatto i ragazzi quest'anno, via, se non avete voglia di sudare, se non avete la voglia di fare quello che dovete fare, non volete stare a Napoli, andate via, nessuno vi trattiene. Ed è il contrario di quello che ha detto De Laurentiis in sede di scuse, quando doveva dire le scuse. Qual è il mio più grande errore? De Laurentiis dice: io non dovevo liberare Spalletti, tenevi il contratto, dovevo fare, che è un illogico, lo abbiamo già stabilito, perché tu non puoi obbligare nessuno a lavorare per te, se ne vogliono andare se ne va, poi vai in causa, ma se ne va, non puoi inchiodare nessuno. Questo è l'errore. Dopodiché tutti cedibili, i tifosi a ruota, benissimo, se ne vanno, non ci interessa, porta i soldi e ce ne va. E poi tu per Di Lorenzo devi fare il tweet perché Giuffredi parla e quindi Di Lorenzo deve dire non si muove nessuno, c'è il contratto. E Kvara, non si muove nessuno, c'è il contratto. Sono tutti cedibili o no? Se arriva l'offerta, devi considerare, allora è lì che è la contraddizione. Ma tu non ci devi proprio arrivare a situazioni in cui i giocatori non sono contenti e se ne vogliono andare. È su questo che bisogna ragionare, non è nella situazione specifica, perché lo so benissimo ed è stupido ribadire che se viene un Paris Saint-Germain che ti offre 9 milioni all'anno, tu non lo puoi trattenere, devi lasciarlo andare, altrimenti ti tieni a uno che gioca col pensiero io faccio nato dribbling, mi era nato Cavac, mentre in Francia prendevo 9 milioni e la mia carriera è breve. Ed è naturale, ragazzi, pensare all'amore per il Napoli, l'amore per la città, l'amore
l'amore per i tifosi. Siamo ancora a questo. Sono dei professionisti, mercenari, calciatori, chiamateli come vi pare, ragazzi viziati, chiamateli come vi pare, che devono fare il loro mestiere. Se stanno bene da una parte, se hanno delle prospettive, lo fanno. Se no, se ne vanno. Ma vogliamo pensare che non sia così? Certo che è così. Allora tu non devi metterti proprio in condizione di far uscire queste cose e di dover rispondere con un tweet a luna di notte. È lì che tu mi stai dimostrando debolezza, mi stai dimostrando che ti porta a spasso qualunque procuratore, quelli con cui hai buoni rapporti, quelli con cui hai pochi rapporti, perché questi qua hanno parlato pochissimo, improvvisamente parlano. Allora riflettiamo, la figura di Conte esalta noi tifosi italiani, ma forse per altri giocatori non vale tutto questo entusiasmo e questa ah cazzo, sta arrivando Conte, e chi si muove? Io voglio farmele 2 o 3 stagioni con Conte alla forse no. Forse non è prioritario per alcuni, non lo è per Di Lorenzo, quello che ci hanno detto, e non lo sarà per Osimhen, e non lo è per Kvara, e andiamo a capire gli altri. Potrebbe esserlo per qualcuno che verrà e che non ha vissuto l'annata terribilis, ma può essere che c'è gente che è esausta e che non si riprende più, e che tu non li riprendi, e a quel punto devi ragionare su Anghissà, che mettiamo tutti noi titolare nella stagione che verrà con Conte. Ci devi ragionare, lo vuoi fare, sei pronto, ce l'hai lo spessore proprio mentale di affrontare un'altra stagione dopo quello che hai combinato? Ragioniamoci. Mario Rui lo volete lasciare andare, però questo qua c'ha il contratto, anche Mario Rui c'ha il contratto, che facciamo? Sono sul mercato o no? È lì la contraddizione, ed è lì la debolezza di una squadra che sembra che non riesce a chiudere i rubinetti e se ne vogliono andare tutti quanti. E ecco perché io parto da Lobotka e devo ripartire da un discorso che tu dovevi ragionare e dovevi capire dall'interno, quelli che non dovevano essere confermati. Faccio un esempio: Ostigard, ce lo ha detto Garcia, voleva andare via, dovevi trovare una sistemazione e sostituirlo egregiamente, magari migliorando. A quel punto non ti ritrovavi con Juan Jesus che doveva fare tutte le partite da titolare, se nata ne una scommessa. Ti trovi? Era una delle cose che un direttore sportivo che non chiami dopo il ritiro già iniziato doveva capire, doveva riuscire a capire. Quindi la mia risposta è stata proprio questa: ma fatica, ma assai proprio. E ripeto, il mio unico errore è stato non costringere Spalletti a rimanere, per far ricordare alla gente questa contraddizione interna. Tu vuoi bloccare tutti, però tutti sono cedibili, però quando poi qualcuno ti dice una cosa, ok ce ne vogliamo andare, tu dici no c'è il contratto, e lì c'è la sofferenza di chi mi insulta, ma non voglio fargli nemmeno pubblicità, non mi interessa nemmeno di rispondere. Signori, io soffro, vengo meno, so benissimo che il Napoli deve rinunciare ad Osimhen perché si creano dei presupposti strani di ingaggi che ti sei messo in una gatta da pelare pazzesca, e so che sarà difficile da sostituire e che ci mancherà l'impatto di Osimhen sulle difese avversarie. Io posso capire tutto, posso capire, e vi ho detto anche guardiamo avanti per la questione di Lorenzo, ce ne facciamo una ragione, speriamo di prendere uno più forte e andare avanti, ma anche Kvara, noi vogliamo arrivare allo scontro e trovarci in una situazione dove, se non c'è un'armonia tra volontà e costrizione, se uno vuole altre cose tu lo costringi perché hai il contratto, non fai del bene a te stesso, risulta la squadra che blocca i calciatori, li imprigiona, così crei dei presupposti che non sono ideali. Poi tutto questo ovviamente si può racchiudere in una schermaglia classica che si fa tra procuratori che vogliono dei rinnovi più alti, allora sai, fanno la minaccetta, è una cosa che abbiamo imparato a sapere, fanno la minaccia, tu magari ci stai, non ci stai, ma la proposta ci doveva già essere, non deve proprio arrivare alla minaccia, capite qual è il problema? Il procuratore fa così, poi rimangono, dice no ma noi siamo contentissimi, quando mai avete frainteso, siamo contenti di farci la Coppa Italia solamente, e tu vai avanti così, Di Lorenzo, Osimhen, poi Kvara, poi vediamo le altre cose. Sarebbe il caso di lavorarci per bene. Ecco perché speriamo che Manna cresca tutto d'un botto, perché non è lesa maestà dire che Manna è un giovane, bravissimo, ma è giovane. E speriamo che cresca tutto d'un botto e che diventi improvvisamente risolutore di una serie di cose, perché con i tweet, con i punti esclamativi, non lo so.
quanto ne esce bene la società sportiva calcio. Alcuni tifosi si esalteranno, a me sembra che ci portano a spasso e mi sembra debolezza. I programmi, rinnovo a Kvara, poi se ne parla l'anno prossimo, ma se partiamo dal presupposto, come ci hanno detto alcuni, i giocatori come Kvara se ne trovano ovunque, e allora se se ne trovano ovunque non lo vendi a 150 milioni, lo vendi a 20-25, perché se i giocatori che si trovano ovunque costano 20-25, lo vendi a 25 e ne trovi un altro a 30 che sarà più forte di lui. Speriamo proprio che va così ci togliamo un altro mercenario. Li sto leggendo i tifosi, vattene, non ci servi, solamente quelli che amano la maglia. E allora del calcio proprio non vi siete compenetrati per come funziona. Da New York, Valerio Fluido e tu. Volevo fare il video sulla Germania e esce fatelo Osimhen. Volevo fare il video sull'Italia, ma non me la sono vista, sto sudando perché il lago, non vi preoccupate, lasciate il like, ma è difficile, questa volta è proprio difficile.